Cari telespettatori, buona serata, ben ritrovati in nostra compagnia e con i nostri ospiti. Il tema che affronteremo in questo momento con i nostri esperti interessa tantissime persone, perché è quello del settore dell'edilizia, del costruire, del ristrutturare, e coinvolge in particolar modo il settore dell'artigiano, degli artigiani che hanno grandi competenze, che hanno costruito in gran parte le nostre città, le nostre case e non soltanto, si sono occupati poi della ristrutturazione nel periodo di agevolazioni fiscali di vario genere. Adesso vedremo qual è il punto un po' anche della situazione, e dobbiamo capire però come e verso dove si va, dove si sta andando, che prospettive ci sono, non solo per la categoria, per tutto l'indotto, anche per le giovani generazioni, e poi capire anche, questo lo faremo nel corso della trasmissione, quali sono le aspettative delle persone, quindi come è cambiato anche il modo di concepire il vivere nelle strutture abitative ma anche nelle nostre città. Per parlare di questo abbiamo il piacere di avere qui con noi il dottor Federico Della Puppa, che è responsabile area analisi e strategie di Smartline. Grazie di essere qui con noi. Grazie a voi. Grazie a Giovanni Lovato, presidente degli edili di Confartigianato del Veneto, vicepresidente edilizia a livello nazionale, presidente di Edilcassa. Grazie anche a lei. Grazie dell'invito a voi. Oscar Bernardi, vicepresidente di Confartigianato del Veneto, referente del settore edilizia. Ben arrivato anche a lei. Grazie. Allora, tutte persone molto competenti, però che cosa emerge dalla sua analisi che ha presentato anche in occasione di un convegno, peraltro secondo me molto interessante, costruire il futuro della filiera veneta, e quindi il tema dell'edilizia nelle costruzioni per ridefinire le linee di indirizzo e intervento nel prossimo futuro, quindi guardare avanti, non guardare indietro. No, o guardare indietro per migliorare. No, guardare magari molto avanti, che sarebbe sempre un bel esercizio, no? Molto spesso si pensa anche che guardare troppo avanti siano esercizi più che altro idealistici, no? Dopo ci direte se siete d'accordo su questa cosa qua, c'è attenzione. Però oggi diciamo che la filiera delle costruzioni, soprattutto il settore artigiano, deve iniziare a pensarsi proprio cosa sarà tra 10-15 anni, perché noi siamo abituati a fare le analisi congiunturali anno per anno, cosa succede, cosa potrà succedere il prossimo anno, eccetera, ma bisogna impostare oggi, diciamo, le azioni perché il settore artigiano nell'edilizia sia un settore ancora più forte in futuro, perché le sfide che abbiamo di fronte, che sono le sfide dell'economia circolare, della sostenibilità e anche di un nuovo modo di costruire che guarda più al benessere dell'individuo, diciamo, sono sfide che impegneranno tutti, impegnano già oggi ma impegneranno ancora di più in futuro, quando poi diciamo, sarà operativa quella direttiva che è lì pendente, diciamo, è una spada di Damocle. Sì, da un lato sì, dall'altro lato è una grandissima opportunità per continuare a rimettere mano ai nostri territori, alle nostre città, agli edifici, in quest'ottica non solo di rigenerazione energetica degli edifici stessi, delle abitazioni, ma anche in un'ottica di miglioramento del benessere, perché poi il tema è che in una casa dove c'è una casa che consuma poco, e quindi è una casa che è stata o costruita o ristrutturata secondo determinati criteri, è anche una casa dove si vive meglio, si sta meglio e ci sono, diciamo, conseguenze positive sotto tutti i punti di vista. Questo è importante. Allora, io lo interrompo un attimo, Prego. dopo entriamo nel merito anche di dati molto interessanti. Però volevo chiedere da lei, Presidente, e anche lei Vicepresidente, ha detto alcune cose molto interessanti il dottor Della Puppa, perché ha detto guardare avanti. Ma gli artigiani della categoria sono preparati per guardare, io le faccio provocazioni, ma Sì, no. Obiettivamente sono preparati a guardare avanti? Ha parlato di 10 anni, quindi vuol dire prevenire un po' i tempi e non trovarsi come sempre con l'acqua alla gola, altra direttiva ci arriva tra capo e collo e noi siamo ancora indietro, perché poi il cittadino deve adattarsi a quello che il mercato può fare. Certo, beh, ma io direi che il nostro mondo è già in evoluzione da molto tempo, da qualche decennio che il nostro settore è cambiato notevolmente e sta evolvendo, e la spinta delle case green sarà un ulteriore input per noi di migliorare. Sicuramente il nostro tessuto artigiano, composto da piccole o micro imprese, non aiuta a questo. Dovremmo essere noi a crescere, aggregarci e formarci il più possibile, perché ci sono tecnologie, sistemi costruttivi, modalità che
impongono una certa professionalità che fino a qualche anno fa non serviva. E quindi formazione. È possibile parlare di formazione ad alti livelli per gli artigiani e c'è la predisposizione ad accoglierla? Beh, sicuramente sì. Anche nell'utilizzo di materiali innovativi e performanti, perché non possiamo avere sempre... Ma assolutamente sì, ripeto, io porto sempre questo esempio, si costruiscono le case oggi come 2000 anni fa, il tema è che 10 anni fa si costruivano in maniera diversa da oggi. Quindi è chiaro che la tecnologia è comunque, in sostanza, è sempre a portata di mano, quindi dobbiamo assolutamente cercare di incentivare la formazione ai nostri artigiani ed è che siano preparati a questa nuova tipologia di innovazione che stiamo comunque adottando già ora e che comunque sarà adottata anche nei prossimi anni. Ma sono propensi, perché c'è un aspetto, mi corregga poi il dottor Dal Pupa se è così, che molte imprese artigiane non sono così giovani e molte sono anche fatte da persone che vengono da altre realtà, da altri paesi, non hanno una cultura così approfondita, non hanno anche anni di studio, esperienza eccetera, per cui ci si trova una miriade, una parcellizzazione di piccole realtà artigiane, concorrenza l'una con l'altra ma non a eccelsi livelli. Questo è vero, è un dato che comunque risulta anche a noi, il tema però è tutta una questione di norme, mi permetto di dire. L'ubriacatura del super bonus ha portato alla nascita e crescita di aziende che comunque non sono tutt'oggi preparate a questa innovazione e questo lo si vede, lo si nota perché già qualcuno ammette che ci sono stati degli errori, che ci sono state delle cose non fatte bene. Oggi però diciamo che la base delle nostre aziende comunque è capace ed è assolutamente pronta ad accettare e ad farsi propria questa professionalità e questa innovazione che sta arrivando. Cosa dice dottore, in base anche alle sue ricerche? Perché si è occupato proprio delle imprese 6.0 no? Che sarebbero le ultime. Sì, diciamo che abbiamo giocato fatto un po' un gioco di parole in questa ricerca che ci è stata affidata da Confartigianato Imprese Veneto, proprio nel pensare all'impresa artigiana del futuro, cosa sarà tra 10-15 anni. E allora abbiamo ipotizzato che il titolo fosse, visto che abbiamo parlato Industria 4.0, abbiamo detto 5.0, noi facciamo allora, Edilizia 6.0, poi abbiamo messo una parentesi scritto cioè 6 al punto 0, è come se oggi dovessimo in qualche modo ripartire da zero. Una bella provocazione, no? Una bella provocazione. Perché in realtà da un lato c'è diciamo questa necessità di proseguire in un percorso che è poi quello delle sfide che abbiamo di fronte, che sono anche sintetizzate in alcune slide che abbiamo presentato anche sabato ad Asolo. Ma la cosa sulla quale dobbiamo concentrarci e perché l'artigianato è importante in questa sfida è perché 3 imprese su 4 del settore delle costruzioni in Veneto sono imprese artigiane. Cioè il 75% sono imprese artigiane. Infatti abbiamo proprio un grafico che mostra 46.166 imprese artigiane in tutto, un 75%. E quello che stiamo vedendo negli ultimi anni, ed è un dato assolutamente molto positivo, è che il settore artigiano si sta strutturando, si è progressivamente strutturato e è vero che è un settore di piccole e micro imprese, però è anche vero che è un settore nel quale negli ultimi 10 anni, anzi 13 anni, c'è stato un raddoppio delle cosiddette società di capitali, cioè le SRL e le SPA, cosa che un tempo l'artigiano era la ditta individuale, la maggior parte ancora adesso. Come escamotage fiscale? No, perché in realtà se fosse un escamotage fiscale sarebbe un obiettivo di risultato, non so come dire, perché in realtà non si mette in piedi una SPA e una SRL solamente per questioni fiscali, la si mette tipo non so, la società di persone che per mettere al riparo i beni della famiglia dice faccio una SRL così se succede qualcosa alla società a me la mia casa resta mia. Il tema qual è invece? Che la strutturazione in queste tipologie di società fa sì che le imprese debbano operare con una mentalità diversa.
Prima di tutto devono depositare i bilanci, i bilanci a quel punto diventano pubblici, ma è una mentalità diversa perché la strutturazione stessa è diversa dal punto di vista organizzativo di un SRL e di un SPA. E oggi l'organizzazione dell'impresa nel mercato è uno dei fattori determinanti per il successo, per la competitività. E imprese ben organizzate e ben strutturate dimostrano peraltro, soprattutto quelle che hanno alcuni, cioè fatturati che superano ad esempio nel caso almeno 1 milione, 2 milioni di euro, che per l'impresa artigiana sono già dei fatturati abbastanza interessanti. Noi abbiamo visto negli ultimi anni che ad esempio le imprese che crescono di più dal punto di vista proprio della crescita di fatturato e quindi della crescita dimensionale e quindi della capacità di competere sul mercato e quindi di fornire anche servizi innovativi ai propri clienti, sono proprio le imprese che hanno la dimensione maggiore. E questo dato che, se lo guardiamo nel tempo, mostra da un lato che abbiamo le imprese che, diciamo, le più grandi che crescono molto e quelle piccole, le micro, quelle con meno di 250.000 euro di fatturato, per intenderci, che sono proprio le microimprese, magari del padre, forse con il figlio. No, ecco, su questo grafico si vede perfettamente, in realtà sono in rallentamento, sono in ritardo, perdono mercato, non riescono più a essere competitive. Oggi il mercato ci chiede innovazione e ci chiede questo tipo di capacità di stare e bisogna considerare che nell'arco degli ultimi 10 anni noi siamo passati da un rapporto complessivamente, pensando in Veneto, a quante società di capitale delle costruzioni ci sono, un tempo 2 erano artigiane, su 10 2 erano artigiane e 8 erano non artigiane, oggi siamo passati già a 3 a 7. Ora, questo non è così un caso, è semplicemente perché il settore si è accorto che se siamo organizzati lavoriamo meglio e inoltre facciamo anche non solo migliori fatturati, ma anche i nostri dipendenti sono anche più produttivi perché sono messi nella condizione di lavorare meglio, no? E questo è uno dei temi che emerge. Il punto debole è sulla capacità di innovazione. Ed è quella che vogliamo puntare un attimo. Infatti, allora, Presidente, la capacità di innovazione. Le sfide richieste, lo chiedo a lei, ma chiedo anche a lei che del settore comunque dell'edilizia, sono sfide importanti, perché si parla di casa green, al di là, che vuol dire zero emissioni, costruzioni intelligenti, si parla di domotica, riuso, abbattimento e ricostruzione, quindi un certo concezione, quindi non occupazione ulteriore di suolo, e poi offrire ambienti di vita in grado di migliorare il benessere delle persone, che citava appunto il benessere abitativo, che vuol dire stare bene e in salute dentro una propria abitazione. Non è cosa di poco conto, cioè attaccare 4 capotti attorno per avere la classe energetica, fare il balzo di classe energetica e 2 pannelli fotovoltaici sopra, perché brutalmente bisogna dirlo che si è fatto anche così, non è benessere abitativo. Chiaro. Purtroppo questo dipende anche da come sono stati strutturati gli incentivi fiscali, perché il super bonus ci ha dato tempi strettissimi e un volume enorme di lavori e qui si sono improvvisate molti non addetti ai lavori, quindi già qui capiamo che una criticità nel nostro settore è quello di non avere una legge di accesso alla professione, che è importantissimo. Quindi uno deve essere qualificato. Non bisogna mettere partita IVA e iniziare a farsi così. Esatto, è uno dei pochi settori a cui manca questa legge di accesso alla professione. Poi c'è tutto un discorso che sì, io le imprese che conosco posso testimoniare che siamo molto al passo coi tempi, ci teniamo aggiornati, sappiamo anche dare risposte alla clientela, però di contro abbiamo questi improvvisati, chiamiamoli, che non sono, che fanno il brutto tempo nel nostro settore e ci squalificano un po' allora è una responsabilità del committente, del privato cittadino che non è in grado di discernere o anzi fa una scelta di prezzo tra gli improvvisati di cui parlava il Presidente e le imprese serie, oppure anche vostra nel non dare, non lo so, qualcosa di palese per capire quella è un'impresa artigiana che ha questi requisiti certificati, io non lo so come possa essere, diceva appunto superare dei test, degli esami, dopo parliamo anche della patente, i punti.
Beh, guardi, sostanzialmente il mercato è libero e quindi ognuno ha il libero di fare quello che vuole. Quello che comunque noi cerchiamo sempre di interagire con le nostre aziende è quello comunque di cercare di dare sempre dei corsi di formazione a 360 gradi. E quando parlo del settore edile, del comparto edile, parliamo anche degli impiantisti. Oggi gli impiantisti hanno fatto, negli ultimi 5 anni, hanno fatto passi da gigante, cioè è arrivata una tecnologia completamente innovativa rispetto a quello che comunque si parlava 4-5 anni fa. Pensiamo a cosa costa oggi un impianto fotovoltaico con la batteria di accumulo rispetto a 10 anni fa, è quasi dimezzato, avendo prestazioni superiori. Allora, è chiaro che il nostro comparto soffre un po' di questo, però è vero che comunque l'attività che noi facciamo è sempre, ripeto, sulla formazione del nostro comparto edile. Mi permetto di dire anche un'altra cosa, gli incentivi hanno servito, parlavo prima di Superman, hanno servito per un periodo, si usciva dal Covid, quindi tutta una serie di cose, però è anche vero che si sono improvvisati un po' tutti, e qui non voglio assolutamente incolpare qualcuno, però i stessi professionisti, cioè quando un professionista pensa di costruire un fabbricato in un certo modo, è lui che parte l'idea, quindi il committente già lì si affida ad una persona, ad una figura che deve essere quello che comunque gli progetta il fabbricato, ed è questo che deve capire come il committente vuole vivere la sua abitazione, vuole stare nella sua abitazione. E questi sono dei parametri che vanno oggi considerati in maniera profonda, perché è chiaro che se io entro in casa alla sera alle 5 ed esco la mattina alle 8 e per tutti i giorni della settimana, è chiaro che ho una necessità. Diverso è se comunque ho delle persone, ipotesi, anziane, che hanno delle necessità diverse, che hanno comunque anche la necessità di avere spazi completamente diversi. Ecco che allora su questo l'indagine che un po' abbiamo con Frazianato voluto affidare alle 2 società di ricerca è stato proprio questo, di capire dove stiamo andando, dove i nostri giovani vogliono andare ad abitare, ma anche non dimenticarsi di dove sono i nostri anziani che comunque devono continuare a vivere su questo territorio in maniera confortevole. Certo, ma secondo lei, dottore, siamo in grado noi cittadini di ipotizzare dove vogliamo andare ad abitare e i nostri giovani di farlo, o deve essere anche chi è addetto ai lavori che fa delle proposte che possono essere in là nel tempo, in là di 10 anni? Faccio l'esempio, i nostri genitori compravano, chi poteva, comprava la casa 2 piani, 3 piani con taverna eccetera sotto, con gradinetti eccetera, si trova a 70 anni, 80, e quella casa diventa insostenibile. Se quella casa viene venduta, viene frazionata in mini appartamenti, ristrutturata, in quei mini appartamenti i giovani non riescono a realizzarsi perché non c'è neanche spazio per un armadio, per cui ci troviamo in quelle situazioni in cui forse deve essere l'addetto ai lavori che suggerisce un nuovo modo anche in là nel tempo. Diciamo che oggi abbiamo di fronte a noi 2 strade sicuramente. Una è quella dove noi abbiamo sempre pensato che sia la domanda a muovere il mercato, no? Oggi bisogna rovesciare un po', cioè è l'offerta che deve pensare, proprio interrogandosi. Perché l'offerta è qualificata, deve pensare. Assolutamente, pensare quali possono essere le forme di offerta, e non è detto che un domani le forme di offerta siano quelle della casa, visto che stiamo parlando di abitazioni ad esempio, no? Della casa per la proprietà, per l'affitto. Scusate, per l'acquisto, perché oggi in realtà ad esempio soprattutto i giovani, anche con le modalità di lavoro che hanno, col modo che è cambiato, oggi sono molto più fluidi, no? Nello spostarsi nel territorio, vivere 2 anni in un posto, spostarsi in un anno dall'altra parte, eccetera. E noi abbiamo bisogno di più flessibilità dal punto di vista dell'offerta e quindi anche di nuovi modelli. Dall'altro lato c'è un tema che oggi è diciamo, molto più sentito di un tempo era una parola, cioè alcune parole non si potevano pronunciare in questo settore, cioè la parola demolizione era una parola molto brutta, vista male. Oggi in realtà demolire e ricostruire finalmente sta diventando una pratica. Allora la casa che non è più adatta, che anche magari demolendo i nanetti del giardino, visto che citavamo, no, le case famose, in realtà si tratta proprio di ripensare di quelle volumetrie, di riconfezionarle, magari buttando giù soprattutto le cose che un tempo sono state costruite in fretta e anche un po' male, perché era il tempo in cui c'era necessità di avere 4 muri, no? Stiamo parlando degli anni 60 e 70, però con tecnologie che oggi non sono adatte proprio a garantire una qualità e un benessere nell'abitazione. Allora il tema della diciamo, demolizione e ricostruzione
prevede anche che non può essere il singolo che ci pensa, ma ci vuole un sistema, no? E in questo senso, anche se il settore artigiano, in Veneto in particolare, ancora non sta pensando in modo strutturato a forme di collaborazione tra imprese, no? Le cosiddette reti di impresa, è vero anche che le tante imprese artigiane, ognuna iper specializzata, perché poi dobbiamo considerare anche questo, noi abbiamo un settore che oggi è affamato di figure professionali specializzate, cioè non si trova il personale specializzato. Infatti. E quando uno ce l'ha poi se lo tiene stretto, perché oggi c'è necessità di molta specializzazione, proprio, infatti è un settore dove stiamo vedendo anche delle immagini, no? Però è un settore dove in realtà siamo molto meno sporchi di un tempo, no? Una volta si pensavano al muratore, eccetera. Oggi l'edilizia è un'edilizia che spesso costruisce con sistemi a secco, che costruisce con meccanismi che sono molto più tecnologici di un tempo. Si diceva prima sul tema, per esempio, dell'impiantistica, no? Oggi una volta si facevano i muri, poi si rompevano i muri per far passare gli impianti, oggi paradossalmente è il contrario, si pensa a dove vanno gli impianti e intorno gli si costruisce l'involucro. Ecco, sono cambiati i metodi e non possiamo pensare che siano cambiati solo i metodi costruttivi, no? Ma dobbiamo pensare che è cambiato tutto il mondo e che cambierà ancora. E proprio per prepararsi oggi al domani dobbiamo anche farci delle domande su cosa potrà essere, in modo tale che poi le associazioni di categoria, in questo caso Confartigianato, svolgano quel loro ruolo fondamentale, che è il ruolo di accompagnamento di accompagnamento delle imprese, no? Non solo nell'innovazione ma anche nella crescita strutturale e io mi permetto di dire, ripulitura un po', perché prima il Presidente Lovato diceva col super bonus sono nate tante imprese improvvisate. Noi abbiamo bisogno oggi, non possiamo giocare sull'improvvisazione, l'improvvisazione la lasciamo fare ai jazzisti. Okay? Noi dobbiamo invece lavorare sulla capacità di fare e di fare bene. Ecco, partendo da questo presupposto, fare ma soprattutto saper fare, quindi fare bene, facciamo due riflessioni, andiamo in pubblicità, poi torniamo ancora insieme con voi.